Buon vino fa buon sangue e il vino allieta il cuore dell'uomo sono espressioni la cui origine si perde nella notte dei tempi. Successivamente però la scienza ha effettivamente dimostrato che alcune sostanze presenti all'interno del vino hanno effetti benefici sul sistema cardiovascolare e sulla salute in generale. Tra queste sostanze il più famoso è probabilmente il resveratrolo, un fenolo non flavonoide che è divenuto celebre dagli anni 90 quando uno studio, poi confermato ampiamente, ha dimostrato le sue proprietà antiossidanti, antinfiammatorie e anche di riparazione del DNA cellulare. Tra le altre sostanze ricordiamo i polifenoli e in particolare i tannini, che hanno dimostrato di avere delle spiccate proprietà antiossidanti e di poter regolare anche la pressione sanguigna. Merita un cenno anche la quercetina, un flavonolo con proprietà anch'essa antiossidanti e antinfiammatorie. Il vino, inoltre, assunto moderatamente, ha dimostrato di poter ridurre lievemente i valori del colesterolo cattivo LDL e di poter aumentare quello buono HDL. Il vino però è una bevanda alcolica e come tale deve essere assunta con moderazione. Vediamo i dosaggi da non superare. Le attuali linee guida raccomandano di non superare le 2 unità alcoliche al giorno per gli uomini e un'unità alcolica al giorno per le donne, dove unità alcolica è definita come un calice di vino da 125 ml oppure una birra da 33 ml o ancora un superalcolico da 40 ml. Inoltre le unità alcoliche non sono cumulabili, quindi se non beviamo per alcuni giorni non possiamo recuperare nei giorni successivi. Se vi è piaciuto questo video vi invito a condividerlo e a seguirmi sui miei canali social Facebook, Instagram e YouTube Dottor Placentino Filippo, cardiologo e aritmologo. Ricordo sempre di bere con moderazione. Grazie e buona salute a tutti.